Presidente, qual è il valore aggiunto che questi siti conferiscono alla Regione Friuli Venezia Giulia? In termini di valorizzazione tanto, perché ci fanno conoscere nel mondo, ci danno la possibilità di capire anche che vanno protetti, tutelati e quindi che questa valorizzazione deve essere rispettosa anche del luogo che viene riconosciuto come patrimonio UNESCO. Noi siamo una regione fortunata, ne abbiamo 5 e vorremmo avere anche il sesto, che è Collio Brdà. Che cosa fa la Regione per tutelare questi siti, per continuare insomma la tutela, l'azione di tutela? Abbiamo fatto un lavoro sicuramente di protezione e di tutela nel momento in cui presentiamo le candidature e nel momento in cui otteniamo ovviamente il patrimonio UNESCO. Poi c'è tutto il tema della valorizzazione, ad esempio con la Fondazione delle Dolomiti UNESCO, stiamo facendo un lavoro di recupero di siti, di luoghi, di patrimonio, ma allo stesso tempo anche di visibilità mondiale. Devo dire che insomma i nostri patrimoni sono estremamente apprezzati. Il fatto di avere il bollino UNESCO porta come dire, anche un ritorno economico alla Regione? Porta indubbiamente un grande ritorno economico perché questa visibilità significa anche presenze, persone che vogliono conoscere i siti, che approfondiscono, che studiano e allo stesso tempo però ci dà anche una grande responsabilità perché significa avere dei luoghi che proprio perché sono conosciuti e apprezzati nel mondo vanno valorizzati al massimo. Assessore del territorio Maria Grazia Santoro, l'importanza per una regione come il Friuli Venezia Giulia di avere dei siti UNESCO sul territorio. Il sito UNESCO, il riconoscimento UNESCO è in primis un riconoscimento di qualità, di importanza e di irrinunciabilità rispetto a questi luoghi che sono riconosciuti come bene dell'umanità. In questo senso dai 51 siti UNESCO in Italia la nostra regione ne ha ben 5. 3 culturali e 2 naturalistici e quindi è evidente che essere inseriti in questo circuito di riconoscimento significa da un lato l'orgoglio del valore e della qualità della nostra terra, della nostra storia e della nostra natura e del nostro paesaggio e dall'altro la possibilità di poter optare per una promozione che sia una promozione altrettanto di qualità, cioè che è legata a quel turismo che tutti auspichiamo per la nostra regione, cioè un turismo che apprezzi i luoghi, i sapori e diciamo così, la cultura della nostra gente. Il Friuli Venezia Giulia detiene la presidenza di turno della Fondazione Dolomiti UNESCO. Quali sono le iniziative? Le iniziative sono molte messe in campo e devo dire che a breve, il 29 settembre, al Visionario di Udine avremo un'ulteriore puntata, dopo quella dell'anno scorso di Pordenone, del Dolomiti in città. Mi è sembrato importante, come segno della nostra presidenza, mostrare anche a chi non vive le Dolomiti che cosa siano le Dolomiti e quanto è importante questo luogo per la nostra gente e per la nostra comunità. Quindi un film di quelli che sono stati pubblicati appunto dalla Fondazione attraverso lo studio e la relazione di Pietro Badaloni al Visionario. Ma non solo, stiamo promuovendo un importante progetto sui rifugi, sui 66 rifugi dell'area core UNESCO, dei quali uno fa parte della nostra regione. È noto che la nostra regione è stata determinante nella definizione del riconoscimento UNESCO proprio per le caratteristiche del paesaggio e della naturalità che la parte riconosciuta delle Dolomiti UNESCO ha nella nostra regione. È evidente che questo insomma, è un elemento di grande importanza che portiamo avanti.